E non è pensabile accettare che ancora ci sia un programma per altri 1000 profughi, anzi chiamiamoli col nome giusto, altri 1000 migranti in attesa del riconoscimento dello status di profugo, che poi 2/3 non saranno profughi. Ecco, questo è quello che sta accadendo, ma al di là del fatto contingente non voglio neanche immaginare cosa sarà il tema della sicurezza e soprattutto cosa accadrà alla nostra comunità da qui ai prossimi anni. Hai detto 2/3 non saranno riconosciuti come profughi, addirittura la CGIL di Treviso ha detto il 90% non sarà ricevuto, in provincia di Treviso ci saranno 1000 clandestini sostanzialmente. Ma guardi, io dico che i dati sono comunque dati che li dica la CGIL, che li dica sottoscritto, che li dica qualcun altro, che ci fanno capire che una persona in attesa dello status di rifugiato resta qui un anno e per un anno vale 35 euro al giorno. Il giorno dopo che ha avuto il riconoscimento dello stato di profugo viene scaraventato in strada, viene lasciato in balia degli eventi. Se invece fa ricorso perché non è profugo, sta qui un altro anno e vale ancora 35 euro al giorno.